Eccoci qui, allora Alberto ci aspetta per raccontarci in questa puntata i dettagli e le curiosità sull'agriturismo e sul cicloturismo in Veneto. Ci sono i titoli e poi iniziamo questo nostro viaggio. Anche in Veneto sono sempre di più le strutture ricettive che scelgono di puntare sul cicloturismo per star bene in movimento senza rinunciare ai prodotti della terra e alle eccellenze agricole del territorio. Veneto preso d'assalto dai turisti nel fine settimana di Pasqua. La nostra regione con Trentino e Toscana guida la rinascita del settore. Boom di prenotazioni negli agriturismi, in massa anche gli stranieri. Il cambiamento climatico spinge molti agricoltori a cambiare tipo di colture, preferendo quelle che richiedono meno acqua. Attesa ora per le azioni concrete del governo dopo la pubblicazione del decreto siccità. Strategie e rotazione costante per riequilibrare il terreno e dare ossigeno ai campi nei periodi di riposo dell'agricoltura. Il settore primario a caccia di nuovi metodi per progredire senza sprechi. Torna nel fine settimana a Cittadella Formaggio in Villa 2023, evento dedicato al settore lattiero caseario per mettere in mostra e poter degustare le eccellenze e i formaggi più buoni d'Italia e del mondo. Il giro in bici l'abbiamo fatto, è il momento adesso di parlare con Alberto Faccioli, qui titolare dell'agriturismo Val Grande. Dove siamo, Alberto, qui innanzitutto? Siamo a Bagnolo di Po, in località Runzi, in provincia di Rovigo, nell'Alto Polesine. Ecco, noi iniziamo questa puntata con le biciclette perché? Perché Alberto, tu insomma hai dato ampio spazio in questo territorio al cicloturismo, che è un qualcosa che anche, soprattutto dopo la pandemia, insomma ha ripreso vigore dopo gli anni passati. Perché questa scelta di insomma puntare su questo tipo particolare di turismo abbinato ovviamente ai prodotti del territorio? Beh, indubbiamente siamo in un agriturismo quando siamo in una zona green e chi meglio della bicicletta può valorizzare questo. Qui siamo immersi nella campagna, siamo vicino al Po, le strade sono tranquille, quindi la bicicletta serve proprio un po' per rilassarsi, per andare a vedere delle piccole località che ci sono qui attorno, dei piccoli borghi, fare una lunga passeggiata magari durante il tramonto sul Po. Ecco, questo è quello che il nostro ospite tipo ci chiede. Anche perché comunque a poca distanza da qui, a qualche chilometro, insomma c'è un personaggio storico legato proprio al cicloturismo e quindi non è un caso se poi anche da questa zona insomma è partito un impulso così forte al turismo sulle due ruote. Sì, proprio qui vicino nel comune di Trecenta è nato Luigi Masetti, diciamo il primo turista in bicicletta. Siamo alla fine degli anni del 1800 e lui è partito con la bicicletta dell'epoca e diciamo nella sua vita ha navigato per metà mondo, famosa la 300 Stati Uniti, addirittura ha avuto anche il piacere di conoscere l'allora Presidente degli Stati Uniti, in Germania, in Medio Oriente, quindi questo è anche un input che ci ha dato, conoscendo appunto la storia del Masetti, di proporre proprio le biciclette. Partendo da questa zona, il Veneto è ricchissimo di piste ciclabili, ciclovie, sia nei centri storici ma anche lungo i fiumi. Partendo da questa zona, qui siamo tra Rovigo e Ferrara, quali sono gli itinerari principali che anche le persone che transitano qui magari preferiscono percorrere? Beh, come dicevo prima, indubbiamente fa da traino il Po, perché anche poi durante il periodo estivo viene chiuso
al traffico delle auto e quindi si può indubbiamente passeggiare tranquillamente in bicicletta, però qui nel giro diciamo di 25-30 km abbiamo delle località famose, cioè Lendinara, l'Atene del Polesine, Badia Polesine con l'abbazia della Bagandizza, qui vicino a Canda c'è una villa dello Scamozzi, quindi una villa veneta, quindi ecco nel giro possono permettersi di fare delle strade tranquille perché poco trafficate dalle auto, quindi come dicevo nel giro di pochi chilometri possiamo raggiungere queste località. Poi qui a 24 km percorrendo buona parte del Po arriviamo a Ferrara e quindi insomma chi non conosce una cittadina, la cittadina degli Estensi, quindi ecco possiamo offrire diversi percorsi itinerari proprio per le biciclette. È un cicloturismo che non solo in provincia di Rovigo ma un po' in tutto il Veneto ha avuto un impulso importante in questi ultimi anni. Allora, se sei d'accordo ci fermiamo un attimo, ma vi proponiamo un servizio grazie al quale insomma faremo un quadro un po' più generico a livello regionale ma anche oltre di quello che è oggi il cicloturismo legato agli agriturismi e al territorio. E poi continuiamo qui per proseguire questa nostra chiacchierata. Abbiamo visto nel servizio quelli che sono gli itinerari principali che si possono percorrere in bici e le caratteristiche proprio a livello regionale. Alberto, torno da te perché ti chiedo com'è che in una realtà agrituristica il cicloturismo ha un ruolo importante, non solo di facciata ma anche concretamente. Che cosa fate voi per far sì insomma che i turisti salgano in bici e percorrano poi le piste qui attorno? Essendo un'azienda agricola e quindi connessa all'attività dell'agriturismo, ai nostri ospiti proponiamo i nostri prodotti. Siamo in un agriturismo, quindi offriamo i salumi di nostra produzione, le focacce o, siamo in Veneto, la pinza onta fatta in casa, abbinata a qualche pezzettino di crostata o di dolce che Monica gli propone. Siamo in Veneto, ma la pinza onta fatta in casa, magari qui a Rovigo si conosce, in altre province del Veneto non si conosce, quindi ci spieghi che cos'è? Sì, diciamo che effettivamente se andiamo nel Padovano è conosciuta come schizzotto. Sì, se parliamo di pinza, se andiamo per esempio a Treviso, la pinza è dolce. Questa è un pane fatto in casa, semplice, con acqua, un po' di sale e farina. Visto che abbiamo parlato di pinza, però qui proprio noi abbiamo una peculiarità. Il bisnonno di Monica era un mugnaio e qui vicino proprio in un comune, Stienta, comune sotto il Po, è famosa la pinza alla Munara. Cos'è questa pinza? È la pinza del mugnaio. Questa ha una storia ed è solo specifica proprio in questo comune e noi la facciamo perché Monica, appunto, il bisnonno di Monica, essendo originario di questo comune, si è sempre parlato e si è sempre fatto in casa questa pinza alla Munara. Tra storia, sta verità e leggenda, insomma, alla fine del 1900 lungo il Po c'erano circa 300 mulini e quindi erano i mulini che macinavano il grano che portavano gli agricoltori o le piccole aziende in questo posto. E si dice che in un periodo c'era il Po alto, c'era la nebbia, insomma, questo mugnaio, i suoi parenti non sono riusciti a portargli la cena. E allora preso un po' dalla fame, cosa faccio, cosa non faccio, con la farina che era rimasta dalla macinazione del grano, farina, acqua del Po che all'epoca si poteva bere, ha impastato, si dice con un po' di olio che c'era il lumino di Sant'Antonio, protettore dei mugnai, con un po' di olio ha impostato e a forma proprio di fazzoletto ha fatto questa pinza alla Munara ed è nata la storia, ma tuttora in queste famiglie, in quasi tutto il comune di Stienta e anche da noi, facciamo quindi questa pinza alla Munara che va abbinata esclusivamente con i salumi. Occhio però, la leggenda dice una cosa ma la realtà è leggermente diversa, è più genuina. Una pinza alla Munara che è una ricetta tutta particolare, basata sui prodotti del territorio, semplici ma gustosi. Ce la facciamo raccontare allora proprio da Monica.
Un impasto molto semplice. Innanzitutto va detto che è un tipo di preparazione che va a sostituire il pane, le altre pinze, le focacce abbinate ai prodotti del territorio, quindi abbinati ai salumi. La particolarità della pinza alla munara è data dal fatto proprio della lavorazione. Intanto è una lavorazione semplice che non richiede l'utilizzo del lievito ed è una lavorazione che nel corso degli anni ha subito delle modifiche che sono un po' quelle attenzioni che si mettono per andare incontro alle esigenze di tipo salutistico. Se una volta l'impasto base era fatto con, a parte so che Alberto ha parlato della leggenda e un impasto quindi fatto con acqua, la farina di recupero del bancone della lavorazione del nostro mugnaio e l'olio che era nel cero davanti a Sant'Antonio, in realtà la ricetta odierna ci dice che possiamo utilizzare olio di oliva, acqua e farina. L'olio d'oliva che nel corso degli anni invece ha sostituito l'utilizzo dello strutto, ma per andare incontro alle esigenze, anche alle esigenze di tipo vegetariano, spessissimo i preparati a base di prodotti animali vengono sostituiti, in questo caso con l'olio di oliva. Ricetta semplice e gustosa, lasciamo adesso la cucina e torniamo in bicicletta. Io ho una domanda però, nel momento in cui io dovessi avere un problema con la bicicletta, mi si buca una gomma oppure qualche rottura e quant'altro, tu da imprenditore agricolo ti sei attrezzato per aiutarmi? Ma indubbiamente noi mettiamo a disposizione una piccola officina proprio per i piccoli incidenti che possono capitare con la bicicletta. Si buca una gomma, quindi abbiamo il compressore per gonfiarla, la camera d'aria, tutto, insomma, ecco, abbiamo un kit a disposizione proprio per le nostre biciclette, ma anche per gli ospiti di passaggio con le biciclette che possono usufruire di questa assistenza. Quindi anche su questo fronte siamo tranquilli, poi mentre tu hai ad aggiustare le bici, noi mangiamo, beviamo con i vostri prodotti, quando la bici è pronta si parte e si ritorna sulle vie, insomma, del territorio e quant'altro. Ci sono le Green News adesso, poi torniamo perché voglio chiederti, insomma, com'è ripartito il turismo dopo la pandemia. Immagino che questo territorio fosse molto conosciuto a livello di paesi stranieri, ma magari anche gli italiani in quei mesi difficili hanno apprezzato le bellezze della provincia. Le Green News e poi continuiamo la nostra chiacchierata. Alberto, ancora qualche domanda. Dopo i turisti, quali sono quelli che scelgono prevalentemente il cicloturismo e realtà appunto agrituristiche come questa? Sì, diciamo che fortunatamente, insomma, passata la pandemia c'è il ritorno dei turisti e in particolare il ritorno dei turisti stranieri. Noi lavoriamo, diciamo, quasi esclusivamente con turismo del nord Europa, dell'Europa, Austria, Germania, Olanda e paesi scandinavi. Chi arriva con la bicicletta sono in particolare i tedeschi e olandesi. Paesi nei quali, lo ricordiamo, il cicloturismo è più avviato rispetto all'Italia, no? Certo, quindi abbiamo una tipologia di turista che arriva con la propria bicicletta e quindi sono già abbastanza informati, quindi loro sanno già che percorsi si scelgono. Poi c'è chi arriva chi ci chiede la bicicletta e gli proponiamo noi dei piccoli tour, chiamiamoli dei percorsi a margherita. Sono molto attenti gli stranieri all'alimentazione, quindi mangiano indubbiamente meno carne, più verdura, più frutta, perché ci tengono, insomma, per poi poter fare chilometri e chilometri in bicicletta. L'italiano preferisce, da buon italiano, l'ottima cucina che proponiamo noi in Veneto, quindi è un pochino meno attento alla dieta. Ci mettiamo in bici, vi salutiamo così. Noi ovviamente con TG Agricoltura vi aspettiamo la settimana prossima per raccontarvi altre eccellenze del nostro straordinario territorio.